Coppia di borseggiatori sudamericani fermate dagli agenti della polizia ferroviaria sabato nel primo pomeriggio a Venezia. I due immediatamente bloccati e fermati alla stazione ferroviaria dopo aver scippato una turista dalla borsetta. La donna, giunta a Venezia per festeggiare il Redentore dopo il furto, ha immediatamente dato l'allarme, denunciando il fatto alla polizia, con gli agenti intervenuti nell'immediatezza, al punto che hanno pizzicato i due ladri mentre entrambi stavano cercando di cambiarsi d'abito in un negozio nei pressi della galleria della stazione, per poi mischiarsi tra la folla e non farsi riconoscere. Agenti che hanno recuperato anche gli altri effetti abbandonati dagli autori del furto all'interno del camerino. L'esame delle immagini delle telecamere ha poi permesso di ricostruire i momenti successivi al furto e la dinamica di fuga. La refurtiva è stata riconsegnata integra alla turista, che ha potuto continuare il suo viaggio. I responsabili del furto sono stati invece denunciati in stato di libertà per ricettazione e furto aggravato.